cinema italiano, come dire, è la proiezione del nostro immaginario, storicamente ha avuto sempre una grande vitalità. Adesso, dopo che ci sono stati degli anni di appannamento, io credo che il cinema italiano stia vivendo un nuovo momento felice attraverso grandi registi che ci sono e che sono di grande consistenza. Il ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano è già arrivato al Lido per la preapertura della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questa mattina ha presenziato, insieme al sindaco Brugnaro, agli assessori Zaccariotto, Zuini e Venturini, alla presentazione della nuova sala d'arte all'interno dell'ex Casino, spazio che servirà per la mostra ma anche per tutta l'attività congressuale del Lido. Sangiuliano ha speso parole importanti per tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema. Tante categorie che però sono dimenticate, che sono sotto i palchi e non sono sulle luci del palco, ma sono sotto i palchi, ma che sono importantissime perché sono loro che poi rendono possibile. Il cinema è fatto anche di chi trasporta le luci, di chi trasporta i cavi, di chi monta i palchi, di chi sposta le scenografie e quindi di chi fa il guardarobiere o la guardarobiera, cioè tutte queste persone concorrono al mondo della cultura, del teatro e del cinema e quindi ci siamo voluti occupare di loro. Il ministro, accompagnato nel suo tour in Laguna dal senatore veneziano Speranzon, ha poi assicurato di essere al lavoro per la salvaguardia di Venezia, dopo i ripetuti allarmi dell'UNESCO, ma di non voler al momento dare anticipazioni. Sarà una grande mostra, abbiamo l'onore di avere il Ministro della Cultura che ci ha aiutato, ci sta aiutando per grandi lavori qua a Venezia. Qui il Comune ha ricomprato prima di tutto dal Casino tutto il palazzo. Un investimento di più di 30 milioni è tornato nella proprietà del Palazzo del Cinema del Comune e poi abbiamo messo altri 35 milioni per ristrutturarlo e nel prossimo anno ancora sarà finito tutto. Comunque venite a vederlo perché è bellissimo. E questa mostra come se l'aspetta? Me l'aspetto bella, mi spiace che non manchino alcuni attori protagonisti che sono americani per lo sciopero degli attori americani, però abbiamo un sacco di bei film, c'è tantissima bella gente, poi contemporaneamente ci sarà la sfilata di Armani che adesso andremo a vedere volentieri perché insomma, ha accettato il mio invito all'Arsenale a venire, gli daremo anche un premio speciale della città a Giorgio Armani. Una dimostrazione dell'attenzione che c'è da parte di questo governo attraverso il suo Ministro della Cultura nei confronti di questa città che è sicuramente riconosciuta come un'eccellenza dal punto di vista della cultura, non solo della cultura che può esporre grazie alle testimonianze del passato dal punto di vista architettonico, artistico, culturale, ma anche grazie alle produzioni culturali.